Buonasera e bentrovati a Corner, si ricomincia, si riparte. In realtà le nostre produzioni sportive hanno già accompagnato l'inizio di questa stagione con diretta stadio, abbiamo seguito la gara del Catania a Sorrento, poi ancora oggi anteprima Corner alle 14 e adesso ci ritroviamo con Corner. Come sempre accanto a me, alla mia destra, c'è Angelo Patanè. Buonasera Angelo. Buonasera telespettatori. Gagliano, festeggiamo il tuo tredicesima ora di lavoro. La festeggiamo con Corner. Esatto. Buonasera ad Alessandro Vagliasindi. E festeggiamo anche Sant'Alessandro che è oggi. E allora auguri Alessandro. Perfetto. Però ti chiedo una cosa preliminarmente, non mi puoi cambiare di posto? No. Okay. Non posso. Ringraziamo e salutiamo il collega della Sicilia Giovanni Finocchiaro. Buonasera, ma non c'è niente da festeggiare per me, non so che non dirti. festeggiamo. Allora, Giovanni festeggia il fatto che dopo 14 anni è andato ad Assisi, cioè 14-15 anni, lui da solo, però da solo, e potremmo raccontarvi una serie di aneddoti incredibili. Se avremo tempo lo faremo, però permettetemi adesso di andare dall'altra parte dello studio, perché diamo il benvenuto questa sera a Giulia Tipo, sarà lei a farci compagnia durante questa stagione di Corner. Buonasera a te. Ciao. Buonasera Angelo, buonasera a tutto lo studio, saluto tutti i nostri amici a casa e vi ricordo che potete interagire con noi tramite il numero WhatsApp 342 771 2855. Benissimo, grazie Giulia, torneremo da te fra non molto. Intanto fatemi salutare. Questa è una nota dolente, Patanè. Insieme a te l'altra nota dolente. I cugini, buonasera ragazzi. Buonasera. Ciao ragazzi. Anche noi spiegabilmente non capiamo perché siamo di nuovo qui, però va bene. È la nota dolente. È la nota dolente. Ci hanno allungato un quarto d'ora, quindi possiamo... Non esageriamo, Patanè. Patanè, dividiamocelo due. 50-50. State tranquilli. Adesso subito partiamo vedendo la copertina, come sempre, il riassunto della partita nel montaggio di Ottavio Longo. Allora, in realtà il montaggio è di Francesco Gigante, che oggi anche il nostro regista ci accompagna stasera. Grazie per questo riassunto. 1989, questa canzone è dei Depeche Mode, Personal Jesus, che può anche rappresentare uno dei temi della puntata di oggi. Patanè, sì. Volevo dire a te, e lo facciamo vedere anche a Giovanni Finocchiaro, ai nostri amici a casa, grazie anche al contributo che arriva da casa, perché c'è una clip particolare che inviterei proprio Francesco Gigante a mostrarci quello che è l'amore, la passione, la voglia di stare accanto a questa squadra, anche con trasferte impegnative e difficili come quella di Potenza, perché non è facile arrivare a Potenza, tutt'altro. Vediamo allora questa clip e la commentiamo insieme con i tifosi del Catania proprio sugli spalti, direi di lanciarla. Sì? Del Viviani, certo, sì. Vediamo insieme e la commentiamo magari. Alessandro. Intanto erano in superiorità numerica, quasi 500 contro un centinaio di tifosi del Sorrento, ma questa non è una notizia. La notizia è che comunque la vicinanza alla squadra, anche in un momento particolare, un momento un po' contraddittorio, di un inizio di stagione con degli episodi insomma, che ci hanno fatto riflettere, i nuovi che non hanno potuto giocare in Coppa Italia contro la Carrarese, alcune dichiarazioni abbastanza energiche di Mimmo Toscano e un senso comunque di un certo imbarazzo nella gestione della pratica fideiussione, che poi è stata tirata fino all'ultimo secondo utile. Quindi nonostante questo, nonostante la squadra ancora incompleta, con reparti come quello d'attacco assolutamente da fare, questa è la risposta, e questa è la risposta insieme agli 11.500 abbonati che oggi hanno dato fiducia al Catania. Con te Alessandro, con Giovanni siamo gente di campo. Io ho visto insieme a Giovanni, insieme a te Alessandro, la partita di Coppa Italia del Catania col Crotone. Io non ricordo a memoria una partita di Coppa Italia con una tifoseria così unita, così compatta, così presente, con quei cori allo stadio che venivano scanditi proprio con questa voce che guida dei cori,
che rappresenta un animo importante proprio in un momento del genere. Ma anche, Angelo, la data, 18 agosto, periodo insomma siamo di in piene vacanze e di ferie, ferie, no? c'è 10.000 spettatori. Dimostra per me la maturità che, al di là delle chiacchiere e di quello che è accaduto, che invece sono realtà, dimostra il tifoso catanese, ma non è una novità. Non so se Giovanni ha avuto la stessa percezione sonora. No, io ho un'altra data che è il 27 luglio, perché ad Assisi se ne sono arrivati 400 nel bel mezzo dell'estate, ed ero anche testimone sul campo neutro di Chiavari, che non è Potenza, ma siamo proprio molto più a nord, ancora più in alto, certo. E ce n'erano altri 400, quindi a prescindere da tutto, sai, poi leggo ovviamente il momento di rabbia, quasi di distacco, poi quando c'è la partita però nessuno rimane a casa, la gente va allo stadio. Visto che c'è questa atmosfera, no? Sentiamo le prime sensazioni dei tifosi, di chi ci segue con grande affetto. Grazie davvero per i risultati comunque di sabato pomeriggio con diretta stadio. Ricordiamo che quest'anno offriremo delle partite in diretta in esclusiva, 4, 5 con ogni probabilità, gare che vi offriremo in diretta esclusiva in chiaro, quindi la possibilità di seguire su Telecolor le vicende del Catania in trasferta. A proposito, tutte stasera, le partite in differita. Tutte le partite in differita, a partire da questa sera, abbiamo fatto già con la Coppa Italia, a partire da questa sera, subito dopo corner, ci sarà la differita di Sorrento. Prima c'è Goal Collection. No, stasera non c'è Goal Collection perché la giornata non è ancora conclusa. Quindi diciamo che vedremo certamente la partita subito dopo corner, Sorrento-Catania, con il commento di Marco Carli e il commento tecnico di Carlo Breve, e poi domani sera, lo ripeto, domani sera, dopo il telegiornale della notte, per chi volesse rivederla, ci sarà la possibilità. Andiamo da Giulia per avere il primo contatto, i primi feedback da casa. Sì, e iniziamo subito con una domanda per Alessandro. Buonasera Alessandro, secondo te Catania riuscirà alla fine a tesserare tutte queste operazioni stand-by? Lunetta, Guglielmotti, Montalto, Jimenez, Curcio è la punta? Allora, io rimanderei la risposta alla parte della trasmissione che dedicheremo diffusamente al calciomercato. Quindi se il nostro telespettatore ha la bontà di aspettare qualche minuto, risponderò assolutamente a questa domanda. Teniamoli in sospeso, così. Sì. E poi ancora? Ancora scrivono: buonasera, la concorrenza è agguerrita, ma noi abbiamo l'Ercole vincitore. Benvenuto direttore Faggiano. Marcello da Mascalucia. Buonasera a tutti, volevo chiedervi come mai quest'anno il presidente Pelligra non si è fatto foto nei post partita come gli anni precedenti? Si domandano anche questo. Saluti da Daniele. È cambiata qualche dinamica, Giulia. Sì? Ne parleremo anche. Ok, ne parleremo più avanti. Buonasera, rimane l'amaro in bocca perché con delle punte il Catania poteva vincere tranquillamente. Il Picerno ci dimostra che si può fare una bella squadra senza strafare, ci scrive Vincent. Vabbè, allora, torneremo da te. Una considerazione su Picerno Avellino. Sì, è una partita che ha un po' sorpreso tutti. Ma la considerazione è, diciamo, più ad ampio raggio, e che comunque poi riprenderemo a mercato finito, perché oggi nessuna squadra può dirsi definita in tutti i ruoli, con tutti i rincalzi, cioè, quindi ne riparleremo più avanti. Però una cosa mi sento di dirla: nel lotto delle squadre accreditate credo che il miglior allenatore c'era il Catania. Ecco, questo credo che sia un fatto oggettivo e incontestabile. Lo ha dimostrato nell'arco di 3 partite. Prima Giovanni parlava del primo incontro di Coppa Italia, vissuto in grandissima emergenza, perché ti ricordi, Giovanni, fu proprio la giornata in cui si scoprì che bisognava chiamare alla spicciolata i giocatori dell'Under per poter completare una distinta. Eppure, al di là del risultato comunque di sconfitta, il Catania giocò una buona partita. Ho letto, insomma, le tue corrispondenze. Poi come ha gestito il gruppo fino alla prima di campionato in una situazione così emergenziale, perché ieri dicevo a Gagliano, reputo che sia davvero, qui a questo punto chiedo conforto a chi è la storia e la Bibbia del Catania Calcio, ma mai così rimaneggiato in una partita di inizio stagione che nella storia del Catania non ci sono stati mai 3 incontri ufficiali dove 6 giocatori facevano parte Under della 19. rappresentativa Under 19. Io la guardo al contrario. Vedila. Non sono le riserve
che mi fanno pensare a quello che dicevo. È giustissimo, la guardo dall'altra parte, tu hai solo 11 titolari, li devi fare trottare adesso, in questo periodo di post preparazione per 90 minuti, hai 2 soli cambi over. Questo veramente io a memoria non si è mai verificato, anche se il Catania nel 91, credo ai tempi di Bertolone, Susi e poi con Sottile nel 2018-19, con delle garanzie fiduciarie non versate in tempo, dovette fare a meno di alcuni giocatori, ma lì erano pochissimi, si trattava di 3, 4, forse 5 elementi. Se andiamo a rivedere, Giovanni, il Catania a Potenza, inclusi Celli e De Luca, aveva 12 giocatori di movimento, quindi sostanzialmente un solo cambio a disposizione effettivo per cercare di incidere sulla partita. Due portieri e 6 under 19, che poi alcuni di questi Toscano evidentemente li vede, Forti e De Emilio, perché già Forti è la terza partita, De Emilio è la seconda. Tra l'altro un cambio Sturaro De Emilio ci vuole anche soprattutto nella parte finale della partita. Esatto. Adesso, ed è successo anche col Crotone. No, quindi, questo significa che comunque Toscano il gruppo ce l'ha assolutamente in controllo. Allora, ho assistito a tutti gli allenamenti, vi assicuro non ne ho marinato neanche uno nonostante il caldo ad Assisi. Anche Assisi un altro volevi fare, Giovanni. Guarda, buon cibo. Però non mi sono mai annoiato, perché andavo a capire come Toscano riusciva a controllare i giocatori, ed era una scena, ho assistito a una scena se ho 30 secondi, che è significativa. Le andature, fai le andature, metti i cinesini e è capitato che un giocatore, non faccio il nome perché tanto sta partendo, non faccio il nome, ha dribblato il cinesino guadagnando 40 centimetri. Toscano era di spalle, però ha calcolato l'andatura dei giocatori in modo tale che al momento clou dell'attraversamento dell'ostacolo, il cinesino, si girava e riusciva a osservare chi rispettava l'ordine e chi no. Siccome per 2 volte questo giocatore lo ha saltato, lo ha dribblato all'incontrario, l'ha evitato. Praticamente la quiete di Assisi è diventata una tempesta, perché lo ha ripreso in maniera energica, e mi fermo qui, per almeno 1 minuto, no? E lì ci siamo fermati tutti così. Cos'è? È il modo di impostare un metodo, che vuol dire tu ti do un ordine e lo rispetti, perché anche se sgarri di 40 centimetri ti riprendo, ma non ti riprendo così, ti appendo al muro. Certo. E quello vabbè, perché poi le andature successive sono state tutte corrette, nessuno ha pensato di sgarrare. Ecco, ma d'altronde il curriculum parla chiaro, no? Se vinci tutti questi campionati in piazze completamente diverse, ci sarà un motivo. Appunto, ci sarà un motivo. Allora, visto che ce l'abbiamo fatta, direi di fare la prima sosta, riprendiamo fra non molto, cominceremo a parlare di mercato, prima però lanceremo il 3-2-1 in modo tale da acclimatarci in quella che è la situazione campionato, con anche se ci sono partite stasera in corso, ma chiaramente noi facciamo un 3-2-1 che non analizza la classifica alle partite esattamente, di ieri e ci mancherebbe altro. A fra pochissimo, restate con noi a Corner. Rieccoci, siamo di nuovo insieme. Allora tornerei da Giulia per 4 messaggi al massimo, vedo che c'è tanto interesse sul mercato, chiaramente, poi ne parliamo diffusamente fra non molto. Sì, ci sono tante domande tra i nostri tifosi. Ad esempio si chiedono: a Potenza è importante non perdere, ma adesso cosa aspettarci da quest'ultima settimana di mercato? In attacco gioco io, speriamo bene. Andrea Abbonato, Curva Nord. Buonasera, vorrei una risposta secca da chiunque dei vostri ospiti, conduttori. Ci si può fidare di questa società? Io vorrei essere fiducioso. Voi? Grazie. Da Daniele. Sì. Un attimo, la risposta secca di secca però, va bene? Sì, categoricamente sì. Cioè, sarebbe un suicidio mollare tutto dopo gli investimenti di 2 anni, dopo gli errori importanti dell'anno scorso, che paghiamo quest'anno, perché poi ognuno di noi ha le proprie teorie, è giusto confrontarci, ma siamo, Giovanni, storce il naso. Io dico sì, però non si può cambiare strategia e rimanere in silenzio il 31 luglio.
perché questa storia è nata il 30 luglio quando io ho visto arrivare 7 ragazzi della primavera, ho detto ma che ci stanno a fare qui se prima non è arrivato manco uno, e si allenavano in maniera, come dire, no, integrandosi alla squadra. Evidentemente qualcuno dovrà andare in panchina. Non solo, perché il 17 luglio ultimo acquisto del Catania, Luperini, Carrara, cioè Chiavari, Carrarese, Catania, i nuovi non erano in campo, quindi, questo sì che è un sì con riserva. In linea teorica e complessiva posso anche condividere, però qualche riserva sulle tempistiche di quest'estate è legittima, è legittimo porre. Io ho fatto questo ragionamento sul giornale, che può essere giusto o sbagliato, condiviso, è stato condiviso e non condiviso. È giusto, come se commetti un errore, io non ragiono con i soldi degli altri, però dico, hai preso un impegno, lascia stare gli 11 campi, Torre del Grifo, facevi massata di Piazza Duomo allo stadio, lasciamo perdere tutto, ma se tu cominci una stagione agonistica, i tempi li sai, anche se non sei un tecnico e gestisci, ma metti i soldi, lo sai che ci sono delle scadenze da onorare assolutamente. Allora, se hai problemi lo dici, non stai in silenzio 10-15 giorni, ragazzi, ho problemi di liquidità, non è il primo, non sarà l'ultimo presidente, allora abbiate pazienza, succederà questo e quest'altro. Non puoi non fare una conferenza stampa prendendo l'aereo privato, prendendo un aereo di linea e presentarti forse adesso il 2 settembre. Lo devi dire prima, lo devi dire per tempo, apertamente, perché apertamente ci sono stati 20.000 spettatori, per le partite clou ce ne sono adesso 11.500, l'anno scorso c'erano 13.500 abbonati. Non puoi lasciare in sospeso le speranze e la fiducia di chi ti ha dato materialmente un aiuto economico. Giovanni, scusa, posso aggiungere, perché se no da casa magari non colgono un passaggio che è chiave del tuo ragionamento ineccepibile. Stiamo parlando di una previsione di budget per la stagione 2024-25 che, attenzione, non riguarda solo la prima squadra, riguarda il settore giovanile, calcio femminile, tutto quello che gravita attorno al Catania, ok? Tecnici, componenti dello staff, tutto. Quindi a maggio si fa una previsione di budget di un certo importo. Possiamo dirlo, un importo per vincere il campionato, tentare di vincere il campionato da prima in classifica. L'osservazione fai tu, 31 luglio o giù di lì, 31 luglio, ero lì, si lega a una circostanza sopravvenuta, cioè quel budget che era stato previsto a maggio diventa quello meno il 40%. E questo in che cosa si traduce? Si traduce nel fatto che i dirigenti che hanno ricevuto l'incarico di costruire il Catania 24-25, che partono con Toscano e Faggiano, quindi 2 top, ok? Chiaramente per costruire la squadra possono prendere giocatori da 50, da 100 o da 200, magari puntano su quelli da 130, da 140, perché il budget di maggio è quello. Alessandro, possiamo finisco. Ma diamolo un numero di budget, così, orientativo. Possiamo dire intorno dai 9 milioni si è scesi a circa 5 milioni. Questa è l'unità di misura. L'unità di misura. Quindi quando io inizio a creare il Catania 24-25, vado su profili che entrano nel budget di maggio, individuo dei profili che hanno ovviamente dei costi adeguati al valore del calciatore. Se andiamo a passare in rassegna tutti gli acquisti del Catania della prima fase, sono tutti giocatori di prima fascia, ok? Il 17 luglio, ultimo acquisto di Luperini, dal 31 luglio in poi è chiaro che io devo cambiare radicalmente politica. La strategia è cedere. È chiaro? Ovviamente. O comunque devo virare su calciatori non più da 130-200, ma devo scendere 70, di unità di misura, ok? In contemporanea, all'interno di questo budget diminuito, devo anche gestire il problema degli esuberi, che è un problema ancora attuale, perché tutti i calciatori che sono già andati via da Catania sono andati via con il cosiddetto incentivo all'esodo, perché sono tutti giocatori con contratti chi per 1 anno, chi per altri 2 anni, eccetera, eccetera. Quindi tu, cambiando rotta in corsa,
hai messo in grave difficoltà i dirigenti del Catania, hai messo in grave difficoltà l'allenatore del Catania e hai creato un passaggio dove tutti ci siamo chiesti ma che sta succedendo? Quindi il sì di Angelo deve essere, secondo me, anche compendiato da questi fatti, perché è storia allora di qualche giorno fa, anche il discorso della fideiussione, un fatto noto da più di un mese e mezzo, che è stato risolto veramente sul filo di lana. Al photo finish. È un imprenditore di quel calibro, secondo me non si può permettere di arrivare al photo finish con il rischio di -1 in classifica e soprattutto di annullamento di tutti i contratti. Non è accaduto. Ma non ci puoi arrivare neanche a rischiare questo se sei Sentiamo Patanè. No, io ho ascoltato e abbiamo notato che hai ascoltato. Ho letto le corrispondenze di Giovanni, i servizi di Alessandro e personalmente, insieme a questo ragionamento che è storico e quindi non può essere contraddetto, ho provato a farne un altro, leggendo le carte da imprenditore e anche sulle tempistiche. Probabilmente da imprenditore avrei potuto fare un certo tipo di ragionamento. Se io avessi affidato un budget ad un dirigente che notoriamente l'anno scorso, insieme per la prima volta in un contesto così importante, ha commesso una serie di errori, è chiaro ed evidente, scusabili, certo, rimediabili, sicuro, ma che ti porta, diciamo, in eredità un carosello di giocatori con contratti importantissimi e quasi tutti biennali o triennali, che in partenza l'allenatore che è scelto, stavolta facendo una scelta oculata, benissimo, Toscano, finalmente un direttore sportivo, per una stagione intera Alessandro ha paventato questa grande esigenza, scegliendo il meglio di tutto, però hai un'eredità pesantissima, composta da 14-15 giocatori. A tutt'oggi a Catania gravita Curado, Silvestri, Monaco, Curado sta per andare. È andato all'Ascoli. Sta per ancora, non è formalizzato. È andato all'Ascoli. Chirico, Zanellato, Di Carmine, De Luca. Nel libro paga del Catania, a tutt'oggi, ci sono... Nel libro paga del Catania a tutt'oggi, anche il tecnico dell'anno scorso Cristiano Lucarelli ancora al libro paga Cristiano del Catania. Lucarelli e lo staff di Cristiano Lucarelli, c'è lo staff tecnico del precedente allenatore Tabbiani, c'è anche la Neri. Adesso un dirigente, un presidente, ma lasciamo stare la figura del presidente, ma chi controlla i conti di una società il 1° di agosto, il 30 di luglio, magari avendo avuto garanzie che 14 di questi giocatori più questa rosa venisse sfoltita, dice alt, dove stiamo andando? Cioè stiamo ancora comprando giocatori e ancora ci sono 14-15 profili da milioni di euro. Perché ricordiamo, faccio l'esempio così, che se Chirico avesse un contratto da 300.000 euro l'anno, e ce l'ha ancora per un'altra stagione, significa 600.000 euro. Se Di Carmine ha un contratto simile, ha ancora un contratto, un peso societario che il nuovo allenatore dichiara del tutto inutilizzabile. Non puoi accanto, è come se tu... Angelo, perdona, però c'erano anche a maggio questi esuberi. Alessandro, non è che il budget è stato stanziato a condizione che Alessandro, tutta questa, elimini facciamo così. tutti gli esuberi. Queste situazioni degli esuberi Viale, sono fisiologicamente portate all'ultimo giorno di mercato, scientificamente dai procuratori di questi calciatori. Quindi lo sapevano già che sarebbero state soluzioni a lunghissima scadenza. È giusto quello che dice Giovanni, è giusto quello che dici tu, è giusto che è una società che dovrà dare a un certo punto un comunicato ufficiale alla gente che ascolta, è giusto aspettare l'ultimo giorno di calciomercato, ma se mi permetti posso anche valutare da dirigente di un condominio, da amministratore, che poi parliamo alla gente di casa. Se io nel mio condominio faccio l'amministratore e ho 14 portinai per un condominio di 3 persone, tra l'altro dichiarati apertamente inutilizzabili, ma che li tengo a fare? Quindi un condominio senza portinai?
tengo un Se sono condominio senza inutilizzabili. portinai, o soprattutto ne tengo uno che valga per certo. tutti. Ma se io ancora oggi, mancano 5 giorni alla chiusura del calciomercato, ho scelto bene il miglior allenatore, io ho grande fiducia in Grella, grandissima, ha commesso degli errori, ma è una persona intelligente e oggi ha una guida tecnica, ha una guida anche sotto un profilo strutturale, che è quello ovviamente di un... Però Angelo, se il budget fosse stato questo di ora, Toscano non sarebbe arrivato, attenzione, perché è ovvio che le valutazioni finanziarie il budget. di Toscano e Faggiano si sposano col budget iniziale, difficilmente si sposano col budget odierno, allora, quindi attenzione, facciamo una anche cosa, questo Alessandro. ti dà l'idea. Mi sono fatto i conti della serba. Sì. Se il budget iniziale fosse stato, ipotizziamo, 9 milioni di euro, se io ho tolto dalla libro paga del Catania Silvestri, Monaco, Celli, Rapisarda, Zanellato, Chiricò, Di Carmine, De Luca, se io dal libro paga del Catania ho tolto Lucarelli per i prossimi 2 anni, lo staff di Lucarelli per i prossimi 2 anni, lo staff di Tabiani per il prossimo anno, la Neri, che rimane il migliore direttore sportivo fino ad oggi, al netto ovviamente dell'esperienza del nuovo e bravissimo direttore sportivo che abbiamo avuto, perché se consideri che noi abbiamo iniziato anche questo campionato con Beters tra i pali e che la plusvalenza più importante il Catania la fa con un giocatore voluto fortemente da Grella, dobbiamo anche dirlo, e dallo stesso direttore sportivo Laneri, che è Castellini, che è davvero il fiore all'occhiello del Catania. E allora ci rendiamo conto che probabilmente i 9 milioni di euro al netto degli ingaggi che andrebbero scorporati di tutta questa, diciamo, ciurma di giocatori dichiarati non utilizzabili per quanto riguarda questo campionato, ci arriviamo. Questo è il mio ragionamento. Angelo, Poi, questo ragionamento tu lo puoi fare il 31 di agosto, cioè appena si chiude il mercato. E se il 31 di agosto Oggi ci sono rimasti o il 31 ancora, luglio mi sembra insomma un po' azzardato se il 31 di fare agosto, questo cambio di rotta. Se il 31 di agosto ti sono rimasti, se oggi non facciamo ormai le ipotesi, ma se oggi mancano 5 giorni e qualche ora, Venerdì alle 23:59. quindi no, lunedì 5 giorni e qualcosa alla fine del calciomercato, e ancora hai in carico una serie di giocatori, un paio li stai dando, altri gli hai dato l'incentivo, altri ancora hanno piantato le tende e dicono non ci sono incentivi, tu mi devi garantire il prossimo biennale che ancora ho, o il contratto ancora annuale. E allora che fai il 31? Saluti l'amministratore delegato? Saluti il direttore sportivo? Io reputo che probabilmente in attesa, Angelo, fai Allora, una previsione andare diversa a maggio. Un attimo, Fai una perché previsione diversa a maggio, in considerazione del fatto che abbiamo questo carico di giocatori in esubero. Il budget sarà più devo contenuto. andare di nuovo in pubblicità. Perdona, Giovanni il vuole- budget sarà più contenuto. Ragazzi, finiamo alle 22:15. Non parti con un importo e il 31 luglio neanche a mercato finito lo tagli. Allora, vorrei dare non sono una molto d'accordo. replica a Giovanni Finocchiaro, se è breve. Altrimenti... Brevissima. Sì. Io vado oltre. Allora, se parliamo di Grella apertamente, se Grella non avesse avuto il favore della società sarebbe andato via a maggio, forse il 1° giugno, se non il Dopo 1° la giugno. partita playoff con l'Avellino. Se Grella è rimasto tuttora, evidentemente ha la fiducia di una parte della società, di tutta la società, dello stesso Pelligra, perché altrimenti non sarebbe ancora così. E non Personalmente sarebbe, questo e è non giusto sarebbe stato investire su lui. stanziato quel budget a maggio Assolutamente sì. con Grella amministratore delegato, giusto? Se tu hai delle riserve, Vado oltre. Sentiamo Giovanni perché dopo Vado dobbiamo fare oltre e pubblicità. finisco. Se al 31 luglio, anzi se a oggi Toscano e Faggiano non si sono dimessi, non sono andati via, evidentemente hanno un minimo di assicurazione che ci sia una continuità o una ripresa. Però, ripeto e finisco, non si può non spiegare il blackout se non con una lettera il 31 luglio o il 4 agosto. Assolutamente. Allora, fermi tutti, Poi si può sviluppare ci qualsiasi fermiamo, discorso. dopo parliamo, torniamo a parlare. C'è la pubblicità, dopo torniamo da Giulia e poi vorrei sentire anche i cugini perché c'è la rassegna stampa da vedere. Pubblicità. In privato
sì. Di nuovo insieme, mentre la discussione qui continua in studio. Posso dare al volo aggiornamenti sulle partite in corso della Girone C? Crotone Altamura 2-0, Vitale Tumminello, Foggia Trapani 1-0 e Mausso, e un'altra sorpresa, almeno al momento, Cavesi in vantaggio a Benevento 1-0 con un autogol di Tosca. Come dire che non c'è nulla di scontato. Torno da Giulia per un paio di messaggi soltanto. C'è subito una raccomandazione per Patanè e ti dicono: salve Patanè, ti raccomando il giubbotto verde iettilo che l'anno scorso portò sfortuna. Santo da già fe. fatto. Ma veramente ha portato la Coppa Italia in dote. Dicono gente, così. poi però voleva anche la promozione in B, e lì più complicata. Quella è più difficile, certo. Ancora? Augurone ad Alessandro Vagliasindi, una domanda: ma che possibilità ha il Catania di tesserare Curcio? Si chiede Piero C. Molto basse, se non nulle, per delle valutazioni tecniche che spiegheremo meglio nella parte relativa al focus mercato. Esattamente. Poi Grazie ancora? per gli auguri. Buonasera, vorrei fare una semplice riflessione. Anche se la società non vuole interagire con la stampa per rispetto nei confronti dei tifosi, mi chiedo se è giusto questo silenzio assordante. Ci meritiamo questo? Grazie da Alessandro. Beh, effettivamente una comunicazione da parte di Pelligra ce la saremmo aspettata in quel frangente. Lui poi con la nota all'indomani della pratica fideiussione, per definirla così, ha diramato una nota con la quale informava insomma i tifosi rossazzurri che avrebbe tenuto una conferenza stampa proprio in questi giorni, il 2-3 settembre. Aspettiamo quindi che coincide con la partita interna del Catania contro il Benevento e sarà di lunedì sera. In campionato. Però ce la saremmo aspettati prima questa conferenza. Allora, sentiamo l'ultimo messaggio e poi andiamo dai cugini. Ok. Ancora Marco da Mascalucia. Salve a tutti, volevo chiedervi innanzitutto cosa comporta in termini economici una recessione di contratto e soprattutto un parere su Monaco. E secondo voi è veramente il caso di cederlo? Allora, la risoluzione di contratto ovviamente prevede un accordo tra le parti rispetto a quelle che erano le condizioni economiche di questo contratto. Poniamo il caso che Giovanni Finocchiaro aveva firmato per 100.000 euro. 300, Giovanni, dai, non a 300. Anche 100, va bene. Chiaramente per una risoluzione ci si accorda a 70 e quindi comunque per il club è una perdita, per il giocatore è una perdita parziale perché rispetto ai 100 ne perde soltanto 30 e ne incassa 70. Ma chiaramente su scala 15-16 situazioni del genere ci rendiamo conto Diventa che complicato. tra l'altro risoluzioni l'ha fatta solo Zammarini. E Zeoli. E Zeoli, chiaramente. E Zeoli. Per quanto riguarda Monaco, l'altra parte della domanda, Gente sono valutazioni di tecniche. spessore. Sono valutazioni tecniche su Monaco, Salvatore Monaco, e il Catania ha puntato su Gherardi e non su Monaco. Dalle prime uscite Gherardi sembra un buon giocatore. Allora, ci fermiamo qui, Giulia, per i messaggi. Torniamo da te fra non molto, dai cugini adesso, perché è il momento della vostra rassegna stampa. Dopo tante discussioni di carattere tecnico che riguardano il mercato, milioni di qua, milioni di là. Siamo a riguardo tecnico. Passiamo alle cose serie. Passiamo alle cose serie. sì. Tanto, abbiamo capito che o lo cedono, o riscattano, o interrompono, comunque l'hanno ci risolti. Ma questo in ogni caso saranno necessari, sempre. Partiamo subito a Spruzzo col chianchiere dello sport. Questa è la testata principe di non so che cosa, che intitola Un pari a Sorrento con 11 accocchiati per l'evento. Esatto. Per la prima gli etteneri riescono sia ad ottenere un punto sia da ricimolare un 11 iniziale. ci hanno E c'è fatto qualcosa. A stento, ma ce l'hanno fatta. Toscano analizza la gara coi campani. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché oggi non era facile rimanere concentrati in partita. Vero. Solo 11 giocatori in rosa? Guardo il lato positivo, almeno ci siamo allenati senza problemi di spazio al cibalino. Più larghi. Invece allenatore del Sorrento Barilari, Biliari. Un buon pari, anche se contavamo di vincere la partita, a tavolino ovviamente, sperando non s'accucchiassero per la gara. Alla fine invece, grazie ai giovani, ce A l'abbiamo stento, fatta, però. ce l'abbiamo fatta. Pronti a rimpinguare la rosa. Il Catania è pronto ad ufficializzare 5 nuovi innesti. Almeno 5, no? Prima però dovrà vendere i 10 esuberi, il giardiniere, l'autista del pullman e 4 al cattapalo. Insomma, 2 minuti ce la Bisogna facciamo. 2 minuti preci siamo lì. capitare. La domanda è: Castellini verrà ceduto?
Per racimolare soldi per il reparto offensivo potrebbe essere sacrificato il capitano in pectore. Speriamo di no. Il Venezia punta forte il difensore. Pare che Lagunari abbiano offerto una cifra intorno al 1 milione più una fiduzione per la prossima scadenza di settembre. Che può essere Così utile. abbiamo sicuro subito. La fiduzione può essere utile. Strategie di mercato, ma ne abbiamo? Sì, ne abbiamo. Stranamente direi comunque. Per completare 20 operazioni in 5 giorni, 10 entrate, 10 uscite, 10 entrate e 10 uscite, Faggiano ha chiesto aiuto da un pool di commercianti della fiera per il rush finale del mercato. Cioè qualcosa del tipo, che ne so, tipo avevo Chirico, forza all'ultimo signore, Chirico, di Carmine, che frisco. Unità tra tifosi e club. Nuova sinergia tra Mondo Ultra e società di Catania FC. Dopo che i primi hanno detto no alla tessera, i secondi hanno ribadito il no ai tesseramenti. Uno ciascuno, giustamente. La rivalsa di Sturaro. È l'anno del mio riscatto. Sento la massima fiducia del mister, anche perché al momento siamo in 13. E quindi giustamente c'è spazio. Passiamo invece al resto del librino. Mitica testata. Il librino che intitola Filiale Bummacaro, rosa ridotta, non misto ma potta. È un classico, noi siamo abituati a questo. Come nelle migliori partite di calcetto tra amici, il Catania accucchia 11 giocatori e riesce ad ottenere, all'ultimo tra l'altro, un buon punto in trasferta contro il Sorrento. Nel primo tempo gli etennei sfiorano il gol, prima col bomber Popovic, con un tiro che sfiora la rimessa laterale, e poi con Luperini su cross Triveia di Ierardi. Gran bel cross. Nel secondo tempo i 4 difensori e i 5 centrocampisti, di cui è composta la rosa, mantengono lo 0-0 in vista. Si spera di qualche attaccante. Le interviste post gara. Vediamo cosa hanno detto. Di Gennaro rivela: vista la grande qualità in attacco, in settimana ci alleniamo di più ad andare sul fondo per conquistare un angolo che a sviluppare azioni offensive. E mi sembra una giusta strategia, secondo me. Anche perché Ierardi, mix zone, quando non si può vincere l'importante è non perdere. Questa perla mi sembra giusto. Gli fa seguito Saimi, grande Saimi. Se avessimo applicato questo principio l'anno scorso avremmo avuto 17 punti in più. E qualche scando in meno, diciamo così. Qualche scandazzo in meno. Verna alla stampa locale. Allo stato attuale lo 0-0 ci soddisfa. Anche il posizionamento di Sturaro tra i trequartisti ha contribuito al risultato. Ha proprio inchiodato lo 0-0. Se spingi lui in avanti, parliamo del problema siccità in Sicilia. Il Catania FC si adegua e pare abbia chiuso il rubinetto. Giusto, si deve mettere con lui. Ma passiamo al mitico regalo con il resto del librino. Questa settimana in uscita il vademecum per i novellini direttori sportivi. Come appizzare 2 anni sportivi in un'unica sessione di mercato. Non è semplice, ma ci può riuscire. Chiudiamo con la chiosa del mitico direttore Pittera. Come porta a Ghiunnari un ridimensionamento del genere. È agghionato all'improvviso, ma è agghionato. Così, giusto. Visto che da oltreoceano non si fanno sentire, abbiamo noi la testata The Course Independence, con le prime dichiarazioni, le interview al presidente of Catania di Uncle Ross Pelligra. Sono troppo contento dopo Pet Glory perché mi fa spendere picca. Esatto, dall'altra parte. Ora va fatto un bello giocatore, Popovic. Popovic va da quella parte. Meno male. Catania, Ford, Ward, Amas Gravitari. The Catania team is redimensioning the budget Antrasart, tipo all'improvviso in inglese. In demands of the market and now is sends attackants. Esatto. Scoop, abbiamo l'ultimo scoop del nostro reporter da San Leone. Daniel Faggian annuncia. oltreoceano anche lui cambia. Certo. With the stipends of the Fuori Ross players potremmo accattare 2 attackants and all the audaci Cerignola. E secondo me basta che 2 squarci la Serie C. Basta che se li vendono. Abbiamo però, tornando un po' al chianghiere dello sport e anticipando un pochino quelle che saranno le uscite, abbiamo questo speciale mercato perché abbiamo le percentuali dei giocatori in uscita soprattutto. Esatto. Andiamo vediamo Di Carmine e Rapisarda con le percentuali, perché Di Carmine il 20% lo dà alla regina, 65% lo dà agli svizzeri del pension, che magari e 15% addirittura all'Aston Villa Varaghi. L'Aston Villa Varaghi è molto interessata. Quindi siamo anche in Inghilterra, stiamo andando a Birmingham. Esatto. Rapisarda invece col 30% va allo Slovan Librinek, che ci siamo, potrebbe andare anche al Monte Palmeiras, anche quello ma col 20% abbiamo anche lo Zia Lipsia che è vicino casa. Esatto, o il 20% anche i Los Angeles Custodi, addirittura oltre Custodi potrebbe altre due che è curato molte squadre interessate, anche se sta andando all'Ascoli. Non è detto perché col 21% di probabilità
possibilità abbiamo anche il corso indipendiente. Esatto. Anche al 34% abbiamo la grande squadra del Lino Banfield, che è interessato. Al 22% addirittura in Sud America il Piricoca Juniors. E al 23% il River Playa. Concludiamo con Chirico, questa diciamo Chirico è l'ultima. che abbiamo il 14% lo SPAL. Esatto. Attenzione perché al 18% è inserito il Milotinaikos in grande, Grecia. però è più probabile che vada allo Slavia Praga. Lo Slavia Praga è interessatissimo, oltre. Il 27% a Rusty e Manchester United. Esatto. Anche questa questo. qua, diciamo, Grazie. Abbiamo una sola domanda per Giovanni Finocchiaro, ovviamente. il mitico Giovanni. Sì, ce la fa la nostra amica Viola, da Fiorenzuolo, originaria dell'Angola, ma residente a Viale Castagnola. Esatto. E chiede a Giovanni Finocchiaro: l'anno scorso Grella ha affermato che il direttore sportivo non scende in campo. Ora pensi che se ne sia pentito? Non poteva forse far scendere in campo Faggiano magari come attaccante? Anche perché Vista la carenza, è scalato anche. Dico, anche Ma magari rispetto a come me lo ricordo ai tempi del Trapani è un figurino, e poi sì. guarda che tiene un'alimentazione molto controllata. E forse per scendere in Nonostante campo. sia a Catania. Esattamente. Va bene ragazzi, grazie allora. Sono bravissimi. Sono bravissimi. Sono bravi. Adesso vado da Giulia. Eccomi. Arri. Il tempo di una pausa caffè e siamo subito da voi. A tra poco. Siamo tornati in studio e adesso apriamo un collegamento, lo facciamo subito con il collega Peppe Di Stefano di Sky. Buonasera Peppe. Ciao Angelo, buonasera a tutti i tuoi ospiti. Grazie Peppe. In studio c'è anche Giovanni Finocchiaro che vuole salutarti perché fra poco ci saluta lui. Ciao Peppe. Ormai ci vediamo solo così in televisione perché abbiamo sempre impegni che si incrociano. Quest'anno ad Assisi ci siamo visti, vero. quindi almeno... Vero. Allora Peppe, c'è Alessandro che vuole parlare con te subito. Ciao Peppe, ben trovato. Ciao Ale, come stai? Benone, grazie. Senti, allora, volevo la tua su il discorso legato al budget riveduto a ribasso in corso d'opera. Come vedi questa situazione? Se secondo te poteva essere, da un punto di vista temporale, gestita meglio? Sì, assolutamente sì. Credo che sia evidente a tutti, no, che è stato dato un budget, da quello che mi risulta, ma credo che risulti un po' a tutti. Sì, Peppe, scusami, solo per circostanziare, abbiamo detto che a maggio era stato stanziato un budget sui 9 milioni e che a fine luglio questo budget è stato ridotto del 40%. Questo per dare anche alla gente... Sì, anche a me risulta più o meno la stessa cosa e credo che sia complicato, un po' frustrante, penso io, operare in questo modo. L'arrivo di Daniele Faggiano secondo me è stato più che mai ideale in questo momento, perché si sono risparmiati tanti soldi, ancora si proverà a risparmiarli in queste settimane, ma è una situazione ambigua, perché credo che la lealtà sia fondamentale in ogni ambiente, in ogni contesto, nella vita così come nel lavoro, più che mai nel mondo del calcio. Quando devi programmare una stagione per provare a vincere il campionato, poi ti ritrovi con un budget del 60% rispetto a quello che ti era stato detto, ovviamente avresti fatto altri tipi di scelte. Cosa avresti fatto? Che anziché spendere tanti soldi per un X giocatore, per un X dello staff, ma che poi, da quello che so io, ma sapete meglio di me, non riguarda soltanto la sfera tecnica, ma riguarda l'organizzazione, riguarda tutto, il settore giovanile, la squadra femminile, esatto, tutto. Esatto, la parte logistica, ogni cosa. Questo è il dispiacere più grande, perché so perfettamente quello che avevano in testa a maggio e so perfettamente quali sono i pensieri di queste ore, sicuramente particolari, ribaltati, e io spero, incrocio le dita, che in questi 3-4 giorni vada tutto nel verso giusto, perché ancora ci sono 4 giocatori parcheggiati che non possono giocare, ci sarebbero giocatori che farebbero le carte false per venire a giocare al Catania, anche di primissima fascia, anche di ex di Serie A, però la situazione è chiaramente un po' ambigua, ecco. Peppe, è un incidente di percorso da parte del gruppo Pelligra o ci dobbiamo porre degli interrogativi? No, io penso che noi sia giusto far cronaca, nel senso
e questa cosa ha preoccupato tutti, ha preoccupato la Lega Calcio, ha preoccupato credo anche i dirigenti stessi del Catania, no? Perché poi noi la viviamo da cronisti e spettatori, ma chi la vive da protagonista e l'ha subita non è molto semplice, e io non sono di quelli che appartengo alla, come si dice, al partito del ma l'anno scorso si poteva fare quello che è successo l'anno scorso, è successo l'anno scorso, sono stati commessi degli errori, amen, ma non c'entra niente con quest'anno. Quest'anno c'è stato un ridimensionamento economico da parte della famiglia Pelligra, che chiaramente ha fatto tanto e bene in questi primi 2 anni, e quest'anno ma io racconto il Milan spesso, le vicende legate al Milan, e Silvio Berlusconi a un certo punto la famiglia decise di non mettere più i soldi, ma lo disse, fece una conferenza stampa e lo disse, disse che fu un ridimensionamento economico, il Milan doveva giocare con i giovani italiani, la mise, la impacchettò bene, ma i tifosi che avevano vinto tanto capirono il momento e si abbonarono più di sempre e stettero vicini alla società. Io questo è quello che non capisco, e non sicuramente da parte dei dirigenti attuali, ma da parte della proprietà servirebbe un po' di chiarezza e onestà in più nei confronti della città di Catania. Ecco. Peppe, sono Angelo, ciao. Contento di vederti. Ma posso chiederti una cosa? Tu fai giornalismo ad alti livelli e quindi questo sei un fiore all'occhiello di questo popolo di catanesi che ti ascolta. Ma esplorando, abbiamo capito la ragione per cui il gruppo Pelligra avrebbe deciso d'emblée di disinvestire il 40% sul progetto Catania dopo avere comunque speso tantissimo, soprattutto nella scorsa stagione, e soprattutto ti chiedo, al netto dei 12-13 esuberi più i contratti che ancora ovviamente augurando grandissimo buon lavoro a Faggiano non è riuscito a risolvere, mi riferisco ai contratti di Lucarelli, mi riferisco ai contratti dello staff di Tabiani, c'è tutto un carico di oneri che questa società continua comunque ad onorare. Al netto di questo probabilmente quel budget può essere bastevole per recuperare in extremis una squadra di prima fascia, per così come l'aveva... No, ma su quello che stai dicendo tu, che la squadra di prima fascia alla fine il 31 sera si può riuscire a impacchettare, sono convinto anch'io. Allora. Ma i soldi servono, non servono le promesse, servono i soldi. Ancora oggi c'è il momento delicato, è stato superato, ma non è finito, da quello che so io. E credo che sia giusto fare capire bene la situazione. Fare chiarezza, Peppe. Sì, esatto, servirebbe far chiarezza, esatto. Sul discorso, io ad esempio, ma è un mio punto di vista, non mi ha soddisfatto il comunicato che c'è stato 2 settimane fa, che non è stato un comunicato, credo, montato o programmato dal Catania, ma come sapete dal gruppo Pelligra. E tornando alla prima considerazione, io credo che l'asset della famiglia Pelligra non è il calcio, l'asset principale, l'asset economico sono le imprese di costruzioni, e so che negli ultimi tempi, come a volte capita, io a volte ho vissuto, ma ho vissuto anche a volte dei piccoli ridimensionamenti che a volte duravano 12 mesi. La famiglia Moratti, ad esempio, sull'Inter, vi ricordate? C'erano degli anni dove comprava tanti giocatori, c'erano degli anni dove il budget era inferiore e ne comprava di diversa tipologia, ma nessuno lo attaccava perché dicevano le cose in maniera chiara. Ripeto, io sono convinto che Catania è una città che si è sempre compattata nelle difficoltà, figurati se non lo faceva anche con Pelligra, che comunque ha regalato sorrisi e speranze e anche una coppa l'anno scorso. Però secondo me proprio è un discorso, Catania è una città pura, è una città verace, è una città che vuole, che si fida, ecco, della gente, e a Pelligra aveva affidato applausi, aveva affidato giri di campo, aveva affidato il sostegno, insomma, collettivo, era considerato uno di famiglia ormai Pelligra, ecco, e per questo la gente un po' si è sentita tradita. Peppe, l'aveva accennato prima Giovanni, diciamo che il fatto da cui scaturisce questo ridimensionamento in corsa, il budget per il Catania, derivi dal fatto che in questo momento il gruppo Pelligra ha tantissimi cantieri aperti in giro per il mondo, e c'è una carenza temporanea di liquidità
che dovrebbe permanere fino ai primi mesi del 2025. Quindi diciamo che questa situazione, per quello che ci è dato sapere, è transitoria e dovrebbe riallinearsi con quelli che erano state le promesse, gli auspici del gruppo Pelligra, sì, appunto nei primi mesi del 2025. Sì, credo che abbia assolutamente ragione Giovanni, però credo che oggi il Catania, per quello che ha fatto nell'ultima stagione, nelle ultime 2 stagioni, 15.000 abbonati, tanta attenzione mediatica a livello nazionale e internazionale, io credo che Catania, visto che comunque di debiti non ne ha, almeno non ne dovrebbe avere perché è una società nuova, fresca e giovane, è una società, secondo me, se mai fosse in vendita qualcuno secondo me si avvicinerebbe al Catania e lo so per certo perché so che è una città che piace, perché puoi fare brand, puoi fare business, puoi fare 1000 cose a Catania, c'è turismo, c'è di tutto. Credo che però l'idea di Pelligra sia oggi quella là di voler superare il momento complicato e alla fine rimettere del denaro. Peppe, perdonami, se il 30 agosto, diciamo, a chiusura mercato, si riuscisse a scollinare, no? Con comunque una situazione poi definita, completa in tutti i reparti, con i correttivi che tutti aspettiamo in attacco, con un altro difensore centrale, sei d'accordo che comunque nel lotto delle aspiranti alla promozione il Catania ha la migliore accoppiata allenatore e direttore sportivo? Sì. Per me, quando il Catania ha preso Mimmo Toscano, e conosco da anni, ero felicissimo, no? Ero felicissimo anche per Daniele Faggiano, ma Mimmo Toscano è come quando, lo ricorderete, in passato tu prendevi gli Alessandro Ambrosi, no? Sono quelle persone, quei personaggi, quegli allenatori piuttosto che quei direttori, piuttosto che quegli attaccanti, che con loro ti metti nella strada per vincere il campionato, perché l'impatto anche che danno nei confronti degli allenatori delle altre squadre è nettamente superiore. E la cosa bella è il coinvolgimento ancora oggi di Mimmo Toscano. Giovanni lo sa bene, che segue la squadra giornalmente, avrebbe una voglia di spaccare in due tutto e vincere il campionato a mani basse. È chiaro che erano stati promessi 17, 18, 19 giocatori tutti di quella fascia lì, e adesso quello sarà impossibile, Ale, sì. Bisognerà accontentarsi di 13 giocatori, forse 14 di quel livello, e gli altri chiaramente li devi prendere con un budget ridotto, sperando che gli infortuni, i tanti impegni, il caldo e il freddo, la stanchezza. Logisticamente Catania è diversa rispetto ad altre squadre che spesso fanno 100 km per fare delle partite. Catania ogni cosa è un viaggio, quindi questo chiaramente cambia tutto. Però io da quel punto di vista sono fiducioso. Sarà perché sono un ottimista sarà perché sono andato, c'era anche Giovanni, sono andato e ho visto la struttura della squadra. L'11 del Catania, se oggi lo disegniamo, attaccante a parte, è una squadra che può serenamente vincere il campionato. Poi, Peppe, una cosa penso che non ti sarà sfuggita osservando Sorrento Catania, il fatto che questi giocatori vogliono tutti il pallone. L'anno scorso in tanti magari si nascondevano. La sensazione è proprio che è una squadra che va a caccia sempre del possesso palla, della pressione alta, della soluzione, del coraggio. Ho visto, guarda, in quei 2 giorni che sono stato lì, e coincidenza erano all'albergo del Catania, c'era quel giorno una partita dell'Italia under, aiutatemi se era 19 o 20, quella che poi abbiamo perso la finale o la semifinale con la Spagna, credo la semifinale, e mi trovai dopo pranzo a vedermi la partita. C'era la TV classica nella hall e si avvicinò Di Tacchio e vidi lì che era stato scelto l'uomo e non solo il calciatore. Il ragazzo di un'eleganza, di una cultura, non diceva una parola fuori posto, ragionava da dirigente nonostante fosse un centrocampista, un centrocampista che sarebbe stato e sarà uno dei perni di questa squadra. Ho
capito Di Gennaro, ho capito Anastasio, ho capito Ierardi fisicamente com'è. Ripeto, se noi disegniamo l'11 del Catania è un 11 non di prima fascia, di primissima fascia. Le alternative però nel campionato di Serie C sapete molto meglio di me che sono non importanti ma ancora di più che importanti, e quella è l'unica cosa che mi preoccupa un po', ma io credo che Luperini non ce l'ha nessuno nelle squadre di Serie C. Possiamo fare il giro dalla Serie A alla girone A, girone B, girone C, Luperini non ce l'ha nessuno. Un ragazzo che ha voluto Catania a tutti i costi, ragazzi che nonostante tutto nelle difficoltà degli ultimi 15 giorni, 20 giorni si sono compattati e nessuno ha detto io lascio Catania, e questa è una cosa bellissima. Ripeto, sono stati scelti gli uomini prima che i calciatori, e chiudo, a volte la testa fa tutto e ti fa fare quei passi in più che magari a volte il campo non ti permette di farlo. Ecco perché a volte ricordo la famosa, ricordate la storia del Bari di Guido Angelozzi che non avevano un euro e arrivarono ai playoff. La situazione in Catania non c'entra niente, attenzione, non sono io a creare chiaramente allarmismo, è una situazione più complicata rispetto a quello che pensavamo, e chissà che magari la città e il pubblico non si possa compattare con questo gruppo di ragazzi che sarebbe dovuto essere di 20-22, invece sarà un po' più ridotto e ristretto, anche se confido che negli ultimi 5 giorni, chiaramente Pelligra permettendo, qualcosa di interessante possa essere fatto. Peppe, grazie davvero per essere stato con noi stasera. Invito, ragazzi, e buona stagione. Ciao, buon lavoro a te. A presto. Grazie anche a Giovanni Finocchiaro che salutiamo. Grazie a voi. Grazie Giovanni. Pareggio del Trapani a Foggia, Canutè a fine primo tempo. Bene. Domani che scrivi, Giovanni? E domani c'è un'attesa su quello che può essere il movimento degli ultimi giorni, anche perché adesso io questo volevo anche discutere con Peppe, ma lo faccio con voi assolutamente, con i parametri che si possono utilizzare adesso e con la disponibilità dei giocatori. Ma quali sono i centravanti che il Catania può prendere? A parte Montalto, che comunque ce l'hai quasi in casa, ma se devi prendere un presunto titolare, chi ti rimane spendendo quei soldi che hai, i soldi che hai in questo momento? Anticipiamo un passaggio di quella che sarà breve, la perché dobbiamo fare pubblicità. Finestra di mercato. E dobbiamo tra i tanti Giovanni nomi sondati continua a rimanere in cima alle preferenze per un discorso di funzionalità rispetto al gioco di Toscano Guido Gomez del Crotone. Sì, sì. Grazie allora Giovanni Finocchiaro, grazie buon lavoro, perché ancora c'hai da chiudere. Abbastanza. Quante pagine? 4, perché abbiamo avuto la Santuccio, quindi stiamo facendo anche uno speciale. E quindi insomma tanta roba domani in edicola con il quotidiano La Sicilia. Buon lavoro Giovanni, fra poco i messaggi, fra poco tanto da qui alle 22:15 per Corner. Restate insieme a noi. Rieccoci di nuovo in studio, velocemente da Giulia per un'altra serie di messaggi. Velocemente, ha ricevuto 300 messaggi, alla ragazza com'è che... quello che può fare fa. Tantissimi, ancora tante domande. Buonasera, ma i calciatori non ancora tesserati che si allenano con il Catania, se non cedono gli esuberi il 30 di agosto che fine faranno? Si chiedono. È quello che accennava prima Peppe Di Stefano, cioè ci sono stati dei problemi ma non si sono esauriti, perché per tesserare questi 5 giocatori che sono a Catania già da diversi giorni, e parliamo di Guglielmotti, Lunetta, Montalto, Jimenez e Raimo, servono ovviamente le coperture finanziarie di queste 5 operazioni che devono arrivare all'Australia. Esatto, o serve che indipendentemente. In ogni caso serve che 5... Ma oggi questi 5 ce li hai, se li vuoi ufficializzare devi ovviamente avere la copertura finanziaria. È quello a cui si riferiva Peppe Di Stefano prima. Ancora. Ma anche tanta positività. Faggiano e Toscano top, lasciamo lavorare la società, faranno ciò che sarà meglio per la squadra e la città, poi i soldi li mette il presidente, sono anni che investe, anche qui sarebbe opportuno che questi decida come continuare ad investire, siamo fortunati, forza Catania sempre. Buonasera, Toscano ha detto ieri di avere pazienza e stare tutti uniti, no sempre a criticare, io ho fiducia in Pelligra, scrive Ren. Ancora domande per Vaglia Cindy. Buonasera, secondo lei c'è il serio rischio di non utilizzare i 4 giocatori già a Catania che si allenano con la squadra? Grazie. Abbiamo Luca appena risposto, Sud. Comunque è una situazione che entro le prossime 48 ore si dovrebbe risolvere positivamente. Ok. Ancora, visto le difficoltà di sfoltire la rosa, perché non
non utilizzare qualche giocatore come Rapisarda, Monaco o Cianci. A Sorrento sono andati Celli e De Luca, quindi questi 3 non c'erano, ci saranno dei motivi. Sicuramente. Un ultimo messaggio e dopo le pagelle, così sì. Ci liberiamo e anche... poi il mercato. E poi il mercato, certo. C'è anche chi si chiede: buonasera a tutti, una domanda, forse sarà stupida, ma la faccio, visto che tutti i club hanno il pullman privato e noi ancora niente. Ma in Serie C io non vedo pullman privati. Ma in questo momento più che il pullman penserei ai giocatori. E difficilmente in Serie B li vedo i pullman privati. E poi ancora l'ultimo proprio messaggio. Sì, mi potreste spiegare che motivo c'è di continuare a giocare in Coppa che toglie forze e possibilità di infortuni visto come stanno andando le cose? Giocare in Coppa, Grazie, anzi, Renato. è stato un modo per mettere minuti nelle gambe, visto che i nuovi non avevano potuto giocare contro la Carrarese. E poi insomma il quindi Catania è il vincitore e detentore della Coppa. Ma no? al di là di questo, Coppa Italia contro il Crotone è stato secondo me un modo importante per mettere minuti sulle gambe. Ci fermiamo qui, Giulia, per adesso con i messaggi. Adesso apriamo le pagelle. Facciamo le pagelle così chiudiamo il capitolo partita di ieri. Ce le racconta Giulia, prima col campetto e poi con quello che a nostro avviso è stato il migliore del rosso-azzurro. Vediamo allora la grafica delle pagelle. Della partita col Sorrento. Vediamo insieme la grafica, Vediamo arriva subito il tempo. Eccola qui. Ok, il Catania ha giocato con la formazione 3-4-2-1. Per quanto riguarda le pagelle generali della squadra, iniziamo con l'allenatore toscano con un bel 7, passando poi dal portiere Beters con 6,5, in difesa 6,5 per Ierardi, 7 di Gennaro e 6 Quaini. A centrocampo 6,5 Castellini, 6,5 Verna, 6 e Anastasio, 6 di Tacchio e 6 Anastasio. Sturaro 6,5, Luperini 6. In attacco Popovic con 5 e De Luca 5,5 che lo sostituisce. Allora vediamo adesso il top che è anche il top del match, sul quale Giulia ci dà anche la motivazione della palma ai migliori in campo a Matteo Di Gennaro. E il migliore risulta essere Matteo Di Gennaro con un bel 7. Si rafforza la sensazione colta nel match contro il Crotone. Ha tutto per essere il leader del reparto difensivo. Fisico da difensore e piedi da centrocampista, guidati da un senso della posizione che rende semplice anche ciò che non è. Si fa fatica a scegliere l'intervento più pregevole di una prestazione del tutto esente da errori, ma sul velenoso cross da destra di Todisco in avvio, risulta provvidenziale la chiusura in angolo di testa ad anticipare Musso appostato nell'area piccola. In carriera ha conquistato 3 promozioni in Serie B con Alessandra, Faral Pisanò e Carrarese. Legato al Catania da un contratto triennale, scadenza 30 giugno 2026. Queste le pagelle di Alessandro, adesso le contropagelle, quella dei cugini. Allora andiamo dai cugini. Noi allora abbiamo le nostre pagelle che si somigliano a quelle di Alessandro. Prima un piccolo 2 domandine così al volo. Sì, allora Roberto Inzaro ha una considerazione per Patanè. Cercate di parlare poco perché con tutte queste conferenze stampa mi si dia a sentire chiacchiere. In effetti c'è troppo, basta. Poi abbiamo un'altra domanda per Alessandro Vallasindi da parte di Diego Triscari. Possiamo proporre alla società di prendere il cantante San Giovanni per il reparto offensivo del club, così da avere in campo San Giovanni la punta? Allora, vediamo le pagelle, ragazzi. Vai, che Ciccio, lancia le pagelle. Catania, tu sei la gioia della nostra città. Bedes 6,5. Sabbe il risultato con un volo d'angelo. Che ha visto di capire fa più un volo all'annino d'angelo. Popcorn e paratine. Ierardi 6,5. Due coppe grosse all'esterno gli va dalla Pamma, anzi la monte Pamma di migliore in campo. Giocata a cui si ungono anche le tante pammate che andate all'avversario. Trivella. Sturaro 6,5. Croce e delizia. Recupera pallone e poi pizza. I veri parlano turni, ma compensa con spittizza. Di Tacchio 6. Fisico imponente, mascella delle funghe 34 pollici e pettorali con i quali potresti andare chiamando uno. Colosso. Popovic 8. E l'incubo della difesa. Tutti i difensori possono pensare, ma ci sono fatto signore Tito chi gramma la combazza. De Luca 6,
Aspetta, ma chi fa? Stamattina vuoi giocare? Oh, ma chi sta giocando? Una ciuscia! Toscano 6,5. C'avevano promettuto squaccione e quando visti che Sabbiano sgavito arrestavo si con de robbe. Non da baroare, Mimmo, che piccamora tu e Faggiano sei tu l'unica speranza. Allora, queste pagelle ci poggiamo su Toscano e Faggiano in questa prima fase. I punti fermi di questo inizio campionato. Esatto. L'anno scorso erano tutti fermi. Grazie ragazzi, perché dobbiamo fare pubblicità e dopo c'è tanto mercato da qui alla fine della trasmissione. Ci fermiamo ancora. Allora, stavolta è l'ultimo segmento, tutto mercato quasi, con dei messaggi. Alessandro, da dove partiamo con il mercato? Ne abbiamo parlato già abbastanza, per adesso facciamo il punto. Dai. Prepariamo un consuntivo ad oggi, che adesso la regia ci mostra in veste grafica, per capire in che direzione va in questo calciomercato e cosa ci dobbiamo aspettare da qui a venerdì, ore 23:59, in cui si chiude la sessione estiva. Allora, partiamo dai punti fermi, cioè le conferme dalla scorsa stagione. Sono 4, appena 4: Beters, Castellini, Quaini e Sturaro. Al momento, punti fermi. Al momento. Osservazione opportuna, perché se ci spostiamo in fondo a destra, qualcuno è in uscita. Tra quelli che stiamo dando in uscita, qualcuno potrebbe essere ripescato, per esempio Celli, perché in questo momento nella gestione delle coppie dei difensori centrali, 6 difensori centrali servono, di fatto ce n'è 4, se consideriamo Castellini difensore centrale e Quaini diciamo il primo cambio, ne servirebbero 2. E allora potrebbe anche succedere che Celli, che comunque non dispiace a Toscano, potrebbe restare, e quindi il Catania dovrebbe andarsi a dotare di un altro difensore centrale anziché di 2, come abbiamo evidenziato nella colonna obiettivi. Ma torniamo invece a chi c'è già certamente e chi è parte integrante del progetto tecnico 24-25. Abbiamo parlato dei confermati, i nuovi arrivi: portiere Adamonis, che ancora è fuori per insomma, i posti di un infortunio, ne avrà ancora per alcuni giorni. Ierardi, difensore, Di Gennaro e Anastasio, anch'essi difensori. Poi sono arrivati a centrocampo Verna, Di Tacchio, Carpani, Luperini e D'Andrea. D'Andrea fuori ancora per i posti dell'infortunio rimediato in ritiro. Carpani era squalificato. Carpani era squalificato per la gara col Sorrento, D'Andrea era fuori per infortunio. Quindi abbiamo 4, 6, 8, 10, 13 giocatori tra confermati e nuovi arrivi che costituiscono diciamo la parte integrante della rosa 24-25. Per arrivare a 23 ne mancano 10. Per quello diceva prima Peppe Di Stefano, cioè al netto del reparto offensivo, che è quello che attualmente è carente di più. Ma questa davvero è una rosa a prima fascia. Cosa possiamo rimproverare a Garella? Cosa possiamo rimproverare finora? Per difesa e centrocampo senz'altro. Rimane per difesa e centrocampo senz'altro. Un impianto di squadra da prima fascia. Sì, torniamo al nostro focus per spostarci nella colonna dei giocatori da ufficializzare, perché sono a Catania già da diversi giorni in attesa appunto abbiamo visti anche di essere in divisa diciamo, del Catania durante la partita con il Crotone. Ben 5 giocatori. Guglielmotti un quinto di destra, Lunetta un quinto di sinistra, Jimenez che è un trequartista che ha fatto impazzire il Catania nella partita di ritorno dei playoff Catania-Atalanta Under 23, giocatore su cui il Catania punta tantissimo. Ecco perché la possibilità che arrivi Curcio mi sentirei di escluderla, perché il Catania punta sulla tre quarti, su Luperini, su Jimenez e su D'Andrea quando sarà al 100% della condizione, e all'occorrenza potrebbe riutilizzare Sturaro, che in quei 20 metri in più di campo è più produttivo rispetto a quando deve partire a ridosso dalla linea difensiva. Quindi secondo quelle che sono le mie informazioni Curcio non arriverà. Quindi abbiamo detto Guglielmotti, Lunetta, Jimenez,
Raimo, che è un difensore, anche lui un quinto di destra, che entra nell'operazione Bois con la Carrarese, e poi Adriano Montalto, attaccante. Per avere l'ufficialità di questi 5 giocatori, il Catania sta aspettando appunto la copertura finanziaria, che dovrebbe essere perfezionata entro le prossime 48 ore. Quindi prima della chiusura del calciomercato. Assolutamente sì, indipendentemente dal discorso legato agli esuberi, alle uscite. Come potete vedere a destra ci sono tantissimi giocatori che non rientrano più nel progetto, ma che ad oggi sono ancora in carico del Catania, tranne Bois, che lo possiamo dare già per partito, anche curato, ma no? I due affari, Raimo e Bois, si incrociano, quindi verranno ufficializzati nel momento in cui il Catania potrà ufficializzare Raimo, e poi Curado, che è stato ceduto a titolo definitivo all'Ascoli. Quindi si è alleggerito uno stipendio? Assolutamente sì. Non anche Cianci, che sembrava ormai prossimo a firmare con la Ternana, ma questa trattativa oggi ha subito un vistoso rallentamento su quelle che dovevano essere le condizioni di ripartizione dello stipendio dell'attaccante originario di Bari. Il Catania ha bloccato questa operazione e bisogna capire se ripartirà su nuovi dialoghi tra i due club oppure se Cianci può essere destinato altrove. Ci hanno chiesto in tanti, ma perché Cianci non è stato confermato? E c'è un problema proprio di fiducia, di reciprocità tra dirigenza e l'attaccante, che si è un po' rotta all'inizio di questa stagione, per motivi in cui preferiamo non entrare. Insomma, sono questioni di campo, questioni assolutamente private, insomma, ordinarie nell'ambiente calcistico. Però le possibilità che Cianci rimanga al Catania sono zero. Però Alessandro, sì. Se riguardiamo la schermata, ci accorgiamo che è uno di quei giocatori. Guardate il Catania l'anno scorso quanti contratti a scadenza 2026 ha fatto. E qua non c'è Furlan, esatto, per esempio, e qui, esatto. Possiamo parlare di Contec, altri giocatori che sono già andati via. A fronte di questa situazione, senza Cianci, considerare Zammarini e tanti altri. Sì. Contratto 2026, Silvestri, un altro giocatore che non rientra nella... Sì, definitivamente. Ormai, esatto, è stato inserito tra gli uscenti e potrebbe entrare in qualche scambio. Qualche settimana addietro mi sembrava fiducioso, ma so ormai per certo che non rientrerà, quindi, ma no. Anche lì abbiamo quindi contratti pesanti, contratti onerosi. Chirico e Di Carmine non ne parliamo. Esatto. Cioè, e parliamo di cifre vicine ai 300.000 euro a giocatore. E allora capisci come, al di là dei soldi che devono arrivare, bisogna fare davvero un in bocca al lupo non indifferente a Daniele Faggiano e a Vincenzo Grella, che da mercoledì saranno a Milano per mercoledì, giovedì, venerdì, per arrivare alla chiusura del mercato e cercare di sciogliere questo rebus, perché se torniamo ancora una volta sul nostro contributo grafico, di fare tutto. No, abbiamo detto prima, Angelo, 13 tra confermati e 9 arrivi, 5 da ufficializzare, saremmo a 18, bisogna arrivare a 23. Ce ne sono altri 5, no? Altri 5 che noi abbiamo individuato in questi obiettivi, cioè un portiere, 2 difensori centrali o uno se viene mantenuto Celli, e soprattutto 2 attaccanti. Cioè oltre Montalto, attenzione, 2 attaccanti oltre Montalto. Quindi insomma è un'operazione complessa che inevitabilmente passa dallo svuotamento della colonna di destra più possibile, ma che cammina sullo stesso binario con gli obiettivi e con i giocatori da ufficializzare. Alessandro, possiamo dire... Quindi 10 per 11 più o meno il rapporto. Possiamo dire che, ad eccezione di Celli, tutti quelli che stanno sulla colonna di destra non rientrano effettivamente al 100%. Nella cioè se restassero al Catania a fine mercato sarebbe per una contingenza di mercato, ma non per una volontà di reintegrarli in rosa. Alessandro, continua a scrivere da casa per i 5 che sono già qui, continuano a scrivere, così bisogna aspettare necessariamente che arrivino i fondi dall'Australia. Si aspetta la provvista. Questo è quello che... Le garanzie sulle operazioni, cioè
La fiduzione che il Catania ha presentato diciamo qualche settimana fa riguardava ovviamente i giocatori che erano tesserati col Catania a quella data. Se vuoi metterne altri 5, altri 7, altre 8, quindi servono altra liquidità, altre coperture. Così abbiamo dato risposta a chi ci segue da casa. A chi ci segue da casa. Ma comunque è una situazione che, ripeto, per quelle che sono le informazioni in mio possesso, si sistemerà entro le prossime 48 ore. Possiamo dare un ultimo spunto di riflessione? Catania ha un giocatore che oggi rappresenta il mercato, probabilmente anche il futuro di questa squadra, che è Castellini. Se Castellini dovesse essere sacrificato diciamo, nell'ottica di avere una plusvalenza significativa, e ovviamente se venisse fatta un'operazione del genere priveremmo il Catania probabilmente di uno di quei giocatori che nell'arco di 2 o 3 anni ci si aspetta un ultra profitto esponenziale, però potrebbe colmare quel disavanzo economico che separa il Catania dal progetto iniziale voluto da Grella, voluto dal tecnico toscano. Ci può stare, ma sarebbe un brutto segnale. Assolutamente. Ci può stare, perché ci sono squadre molto importanti di Serie A che hanno messo gli occhi su Castellini, ma sarebbe un brutto segnale. Alessandro, a meno di 90 secondi ma andiamo non per la dirigenza, ma per la proprietà. Chiudiamo con il mercato. Possiamo dare qualche altra indicazione? Ma indicazioni, Angelo, sugli obiettivi ci sentiamo di puntare una fiche su Guido Gomez del Crotone, ci sentiamo di escludere la possibilità che arrivi Alessio Curcio. Sul centrale difensivo il Catania magari sceglierà un giovane, un altro potenziale Castellini, per poterlo magari far crescere all'ombra di Gennaro, di Gherardi, di Castellini se resta, dello stesso Quaini, e quindi avere un prospetto, perché comunque il Catania ha bisogno anche di rinfrescare l'organico anche con giocatori giovani. Allora, vado da Giulia per non un credo, ultimo... Angelo, perdonami, che arrivi il centrocampista. Si è parlato tanto di De Rose, insomma, uomo di fiducia di Toscano in tante stagioni. Mi sento di escludere che possa arrivare. Vorrei fare un passaggio veloce da Giulia, soltanto con delle considerazioni, nessuna domanda, perché non abbiamo più tempo per rispondere, dobbiamo chiudere. Ok, scrivono: forse a centrocampo abbiamo anche i sostituti, forse mancano in difesa e l'attacco titolare. Era quello che abbiamo letto finora. Sì. Luca Tacatane scrive: le uniche certezze al momento sono Toscano e Faggiano, speriamo di non perderli. E ancora, secondo me Di Carmine in questa squadra avrebbe fatto 20 gol. 5-6 anni fa forse. C'è anche chi rimane positivo. Buonasera a tutti, io penso invece che quest'anno il Catania ci darà belle soddisfazioni. Ega manca qua bie usali una potta, come faceva a buonanima di Massimino. L'ultimo messaggio e così chiudiamo per stasera. Santi Russo ci scrive: state tranquilli. Beh, noi stiamo E tranquilli, con questa andiamo a casa ci sereni. fermiamo qui, esatto. Grazie a Giulia per essere stata con Grazie a noi. voi. Battesimo per lei a Corner. Siamo in chiusura, dunque grazie ad Alessandro Bagliasini. Grazie a voi. Grazie Angelo, grazie a chi ci ha seguito. Noi ci fermiamo qui, fra poco la differita integrale di Sorrento Catania. E ancora non abbiamo finito perché la partita sarà visibile stasera ma anche domani sera dopo il telegiornale della notte. Commento di Marco Carli e di Carlo Breve. Intanto ha pareggiato il Benevento con la Cavese, Foggia Trapani 2-1, Crotone Altamura sempre 2-0. Vado dai cugini, li salutiamo perché sono solo soletti nel loro studio VIP. Grazie ragazzi, ci vediamo la prossima settimana in sala, siete attrezzati. Buonanotte a tutti, buona continuazione con i programmi di Telecolor per questa sera, tutta programmazione dedicata al Catania e quindi c'è la partita fra poco. Sorrento Catania. Benevento Cavese 2-1. Bene, grazie in extremis. Alla prossima settimana.